Bella voglio, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Abbiamo iniziato la divisione 3 malissimo. Stiamo giocando malissimo e dopo un bel 3-0 beccato dal Milan, che ci ha fatto davvero male, andiamo a cercare l'avversario di questa puntata. Speriamo di riprenderci, speriamo di giocare meglio soprattutto. E come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate e fatemi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, vediamo chi sarà l'avversario di questa puntata. Napoli Boca Junior. Sì, assolutamente, cerco di applicare assolutamente quello che hai detto, perché è quello che faccio quando riesco a giocare bene. Quindi devo un attimo. Ok, Lobotka non vuole giocare più a pallone a quanto pare. Mettiamo Deandre Hunker, il resto è ok. Il nostro avversario gioca un 4-2-3-1 sostanzialmente. Un po' di bestie. Andiamo al match. Poi Boca Junior, si parte. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Si Questa parte. serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi Osimhen, palla per Dan Donker, allarga per Mario Rui, scende Rui, e allarga infatti studio gli per Clara spalti scheda, pullulano dribbling di di Clara, tifosi se festanti ne va Clara, che non vedono attenzione l'ora di Clara, prova a ammirare le rallentare, la giocate prova dei ad loro campioni appoggiare a preferiti. Per me è un Zielinski. onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi Prova dello a ripartire il sport. Boca Junior con Mettiamoci Musiala, comodi attenzione e palla speriamo che le nostre dentro, aspettative di spettacolo e tacca il divertimento Boca, vengano confermate. Mario Rui sporca questa palla, Che fortunatamente, stadio e prova magnifico! ad andare È da davvero una Zielinski che si struttura gira fantastica, un dentro teatro Zielinski, perfetto attenzione per una Zielinski partita tanto dentro per attesa. Osimhen, si gira Osimhen, dribbling di Osimhen, la dà Nel Politano che frattempo, entra in area a letteralmente fallo su affondato Politano in e area di sarà rigore, vediamo calcio che di rigore succede. subito, Momento fondamentale, calcio possibilità di di segnare rigore dal dischetto. con Osimhen che andrà contro Potrebbe regalare il vantaggio ai suoi. Ederson Moraes, parte Victor Osimhen, Sblocca lui! passiamo noi con Ha Victor toccato il Osimhen, cuore come una formalità. Non si è fatto emozionare né distrarre. nono Se gol tutti tirassero stagionale. così, non ci sarebbe mai storia per i portieri. Fra, si capisse come cazzo si cagna tiratore, io lo farei pure ste stronzate, Gol ma nei primi non lo minuti, so forse e un po' quindi inatteso da entrambe le parti. attenzione, prova a Eh ripartire il sì, ha Boca, Nathan, asfissiato niente da davvero lui la fare. bestia. Attenzione Pempe, Supera il prova ad diretto avversario. andarsene Di Tiene palla con un bel Lorenzo. gesto Deve tecnico. chiudere su Pempe che prova a fare tutto lui, Pempe ancora, Di Lorenzo. Billingham. Bella Boca entra fino apertura. in Può aria provare. e poi il Fa avanzare la maestro. manovra. Qui Fantastico potrà il chiedere maestro. contropiede. Su Holland Rice prova a ripartire, Un recupero attenzione Nathan, bella provvidenziale. lettura di Nathan che poi Brutta la questa allunga transizione, Zielinski, Fabio. palla Hanno per avuto l'opportunità di Kvaratskhelia, va da trovarsi in Osimhen, superiorità si gira numerica e Osimhen fare male, dentro ma per l'hanno scivolata. Politano, brutta palla di Osi per Politano. Mbappé. Attenzione Pempe prova ad andarsene Dalle ma numere di il forza e capitano senza recupera alla errori grande intelligenti. e la dà poi a Talento Politano difensivo che molto prova a solido far qui. Non si partire sono fatti superare dal Osimhen suo che estero. per poco. Kvaratskhelia prova a scendere su Koundé, arriva Koundé. Anghissà pure, Sulla destra. mamma mia, Anghissà per Palla pochissimo, di nuovo verso il palla dentro per centro. Haaland e Poca chiusura di verticalizzazione, ma Rachmani, il tentativo non affonda. grande Rachmani, prova ad andare da Restare un tocco leggero e Kvaratskhelia, lenti più grande accurato, giocata vediamo, Kvaratskhelia però non era dentro da niente male. Ora è Victor. necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il Cavara, momento break di giusto per Kvaratskhelia, seguire i compagni. attenzione, Un passaggio un po' corso telefonato in troppo, questo perché corro caso. così tanto? Perché non mi Prova stacco a quel darla dito? profonda nello spazio. Attenzione, Dendon che non riesce a chiudere Messi, ma il maestro sì. E poi Prende Dendon che l'iniziativa e allarga propone per in avanti. Kvaratskhelia. Ha Dribbling di provato Kvara che l'azione se ne va. individuale senza Scende successo Kvaratskhelia, però. se ne va Kvara, Se fine ne in va. fondo col C'è il cross cross. in Riesce mezzo. ad intercettare. Niente da fare. Serve ritmo e velocità per Dendonker giocare prova ad sempre di andare a chiudere transizione. Dendonker, niente da fare. Musiala. Nathan Non su si tira Musiala, indietro e gran conquista il chiusura. pallone. Poi appoggia Zielinski dentro per Provano a Kvaratskhelia. partire in velocità. E non c'è Kvaratskhelia, modo di fallo aggirare il esclativo su difensore. Kvara. Fallo netto, Buonanotte nessuna Sa, esitazione da parte del direttore grazie di per essere gara. stato a farmi compagnia, chiaramente. Anch'issa, il lancio lungo di Anghissà, Kvaratskhelia, niente da fare. Cerca il Attenzione passaggio, ha Anghissà, mantenuto la grande recupero calma. palla, Anghissà che rientra, Anghissà Sceglie dentro davvero per di rimanere Politano che verticale. l'alza per C'è il colpo di Osimhen. testa e c'è il gol. Doppietta di Victor Osimhen, Enorme vantaggio 2-0 per loro. al Boca Questo è un Junior. errore quasi incomprensibile per giocatori di questo Grande livello. lettura di Anghissà, Evidentemente manca grande loro la cross di tranquillità. Politano e Osimhen sta tornando a fare il E si bomber. riparte
ne ha messo già 2 nel primo tempo. Zielinski, dribbling di Zielinski, fermato Zielo, attenzione, palla dentro, Musiala accorcia subito, 2-1. Osimhen, Den Donker appoggia a Mario Rui, dentro per Kvaratskhelia che fa correre Zielinski che non riesce ad andarsene, Zielo niente da fare, attenzione Mario Rui, riparte il Boca Junior con Messi, Rachmani prova ad appoggiare, erroraccio qui di Lorenzo Haaland, palla dentro e poi Anghissà ce la caviamo qui, Zielinski fa correre Mario Rui, prova ad andare in contropiede, scende il maestro può andare fino in fondo, il maestro dentro per Kvaratskhelia che scende per Osimhen che va di tripletta, Victor Osimhen, 11esimo gol stagionale, tripletta, Victor Osimhen. Si riparte, Nathan, Den Donker appoggia Zielinski che la dà a Mario Rui, scende Rui, attenzione Rui dentro per Kvaratskhelia, rientra Kvaratskhelia che prova a sfondare la parata di Ederson Moraes con Osimhen che rientra, penetra Osimhen, appoggia per Zielinski, l'alza, la palla non finisce a nessuno, Den Donker, palla per Kvaratskhelia, prova a tirare. Fallo laterale per noi, penso. Perfetto. Restiamo lì, restiamo alti. Mario Rui, palla per Zielinski, appoggia a Mario Rui che crossa in mezzo, Osimhen. Palla fuori di poco. Sì, era un cross teso di quelli che creano scompiglio in una difesa. Il rovescio della medaglia. Ederson, rilancio lungo, Nathan su Haaland, attenzione Pepe fino in fondo, Nathan, Mario Rui con un po' di brividi, Zielo, palla per Kvaratskhelia, dentro per Zielinski, niente da fare qui, Musiala, Rachmani a chiudere su Haaland, rimessa dal fondo, ce la caviamo. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza. Rilancio lungo di Alex Meret verso Osimhen che proverà a spizzare, ci riesce, Kvaratskhelia, Zielinski, errore di Zielinski, attenzione, prova ad andare il Boca, ma Rachmani recupera e Den Donker allarga per Mario Rui, la dà Kvaratskhelia dentro per Zielinski che fa correre Victor, niente da fare, attenzione Politano appoggia per il 4-1, Matteo Politano sfrutta l'errore, della difesa del Boca, Matteo Politano, 4-1. Nathan alza questa palla con Den Donker che prende posizione, appoggia a Zielinski, la dà Kvaratskhelia, la palla non passa, attenzione Mario Rui anche, Haaland, Rachmani in chiusura, Di Lorenzo prova ad andarsene, Pepe, niente da fare, Pepe, Meret qui fa un miracolo, Anghissà e Zielinski, allarga per Osimhen, si gira Osimhen, scende Victor Osimhen, se ne va Victor Osimhen, allarga, finisce il primo tempo ragazzi, 3-1, anzi 4-1, 4-1 sul Boca, partita abbastanza dominata, abbiamo segnato tanto, tripletta di Victor che sta massacrando la difesa avversaria per il momento. Si riparte, attenzione a Rachmani, Zielinski, Den Donker, palla per Kvaratskhelia, attenzione Rachmani, mamma mia, Haaland per poco la sbatte dentro Haaland, Meret, rilancio lungo di Alex Meret verso Kvaratskhelia, in questo caso non riesce a metterla giù, arriva Zielinski, Osimhen, Anghissà, palla dentro,
essere un'ottima occasione. Bella giocata, ma la palla non passa, prova a ripartire il Boca, ma Anghissà sporca questa palla e Di Lorenzo la dà ad Anghissà che la dà a Politano che va da Zielinski. Tutto veloce, peccato per l'ultimo passaggio di Zielo. Messi deve tornare Mario Rui, Rachmani, bella chiusura, Dendonker va da Zielinski che allarga per Kvaratskhelia che fa correre Mario Rui, scende il maestro, attenzione Mario Rui, cross in mezzo, Osimhen, quarto gol in un'unica partita, poker di Victor. Mario Rui per Victor, 5-1, 4 gol del fenomeno. E mettiamo la partita abbastanza in ghiaccio per il momento. Gran cross del maestro. Anghissà, attenzione, Pepe Di Lorenzo prova ad allargare per Politano, prova il dribbling, niente da fare, attenzione. Anghissà, Dendonker prova ad andare in chiusura, niente da fare. Meret non riesce ad andare a prendere questa palla, calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Calcio d'angolo di Messi, attenzione Messi. Niente Messi. Haaland, attenzione, Kvaratskhelia a rubare questa palla. Messi, 5-2. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire, direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel Osimhen, Dendonker, 5-2. Non dobbiamo perdere la concentrazione, ma comunque Anghissà prova ad andarsene. Anghissà dentro per Victor Osimhen. Mamma mia ragazzi, quinto gol di Victor Osimhen, 6-2. Osimhen ha effettuato un ottimo inserimento. 5 gol in un'unica partita di Victor Osimhen. E scatta con il tempo giusto. Attenzione Rachmani, Zielinski. Attenzione, prova ad andare a chiudere. 6-3 intanto Haaland. 6-3, ci vuole il pallottoliere per questa partita. Intanto mettiamo Giacomino Raspadori al posto di Matteo Politano, lo lascio di là Raspadori, SP, ma sì, anche se c'è un gong. No, Raspadori va bene. Dentro il solito Pasqualino Mazzocchi. Olivera attendiamo nel caso. Zielinski non sta stanco, mettiamo Lindstrom. Traoré no, va bene così. Potrei mettere il Ciolito, ma casomai lo metto tra un po', vediamo un attimo. 6-3, attenzione ragazzi, bisogna stare comunque attenti. Osimhen, Dendonker, prova a scendere Dendonker, allarga per Mario Rui. Mario Rui dentro per Kvaratskhelia, errore di Kvaratskhelia, attenzione, prova ad andare Pepe Di Lorenzo, chiuso da Pepe. Poi Rachmani prova ad allargare per Mario Rui, gran giocata di Rachmani. Mario Rui vede dentro Victor Osimhen che prende questa palla, la dà Lindstrom, 7-2, Jesper Lindstrom, primo gol stagionale per il danese. 7-3 ragazzi, Jesper Lindstrom segna anche lui. Attenzione Anghissà, ora una gran palla, Zambo, Anghissà, errore di Anghissà però. Attenzione a Raspadori, può andare a recuperare questa palla, Raspadori, palla dentro, Haaland, recupera palla a Rachmani che va da Kvaratskhelia. Kvaratskhelia prova il dribbling, Kvara appoggia per Mario Rui, la ridà Kvaratskhelia che scende, Kvaratskhelia dentro per Lindstrom, si gira Lindstrom, cerca dall'altro lato Raspadori. Niente da fare, Mario Rui va da Kvaratskhelia che cross in mezzo, niente da fare. Prova a ripartire il Boca Junior ancora una volta. Haaland, Di Lorenzo in chiusura su Haaland. Haaland per recuperare palla e se la porta fuori. Allora, dentro il Ciolito Simeone. E dentro anche tra quasi anche Caciuste.
Anzi no, dentro un gong, ragazzi, dentro un gong per Kvaratskhelia. Andiamo. Meret. Rilancio lungo di Alex Meret. Ciolito Simeone prova a metterla giù, niente da fare. Dendoncker recupera la palla. Dendoncker. Errore di Dendoncker, non riesce a recuperare Anghissà. Rrahmani, chiusura di Rrahmani. Rrahmani la dà a Mario Rui, va da Raspadori che fa correre Jesper Lindstrom che di tacco prova ad andare a Raspadori. Mario Rui da Raspadori, dentro la palla non passa, ragazzi. Gong dentro per il Ciolito Simeone, va da Giacomino Raspadori che la dà in Gong, rientra in Gong, calcio d'angolo. Provato a giro Filippo Ngong, niente da fare. Lindstrom, attenzione, andrà da Rrahmani. Jesper Lindstrom da Rrahmani che prova a rimetterla in mezzo, niente da fare, arriva Dendoncker di gran carriera, niente da fare però, e poi Dendoncker. Rrahmani di testa, Mario Rui, Lindstrom perde questa palla. Lindstrom, attenzione, Pempe, palla dentro, arriva Di Lorenzo e poi Mazzocchi, gran chiusura, però poi la perde, attenzione, palla dentro ancora del Boco con Pempe, Mazzocchi, palla fuori per Raspadori. Lindstrom, Mario Rui, il Ciolito Simeone si gira dentro per Gong che prova ad andarsene in Gong, niente da fare, allarga per Anghissà, Ciolito Simeone dentro ancora per Anghissà, Simeone, calcio d'angolo, il Ciolito ci ha provato, ancora lui. Potrebbe essere la loro ultima opportunità per mettere la Lindstrom prova ad andare da Rrahmani che proverà a metterla in mezzo, niente da fare. Ederson rilancia lungo, Anghissà non riesce a recuperare palla, attenzione Dendoncker, ancora in chiusura Di Lorenzo, grandissimo, palla per Anghissà, per Ngong, scende in Ngong, si ferma in Ngong, prova ad andare da Mazzocchi che dribbla e se ne va. Mazzocchi, cerca il Ciolito, niente da fare, 6 minuti di recupero addirittura. Attenzione Pempe, prova ad andarsene Pempe, Ronaldo e Anghissà recupera palla, Mazzocchi riesce ad andare da Ngong, scende in Gong, prova ad appoggiare per Mazzocchi, niente da fare, attacca il Boca, Anghissà, palla per Mazzocchi che fa correre in Gong, che prova ad andare da Lindstrom dentro il Ciolito, appoggia per Raspadori che mette la fogliolina di basilico sulla partita, ragazzi. 8-3, Giacomino Raspadori, terzo gol stagionale, 8-2. Finisce qui, ragazzi, massacrato il Boca Junior con 8 gol a 3, scusate, no a 2, totalmente massacrato il Boca. Sono stati estremamente cinici, ci guadagniamo i primi punti in divisione 3, i primi punti in classifica, bene, 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 così ci guadagniamo ben 42 punti e saremo a 1229. Ci vediamo alla prossima puntata.